Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Armao al CTS, la risolutezza di Schifani. Gaetano Armao è il nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali Regionali, CTS. La decisione è stata annunciata ieri dal presidente Schifani, che ha evidenziato che la scelta è stata di carattere tecnico, ma non si può non commentare positivamente la risolutezza dimostrata da Schifani nel valorizzare un protagonista stimato, tecnico e politico della nostra regione, che pure era stato a lui contrapposto alle ultime elezioni regionali. Armao, avvocato e docente di diritto amministrativo all'Università di Palermo, è stato assessore all'economia del governo Musumeci nel periodo di risanamento del bilancio regionale. Confermato, agosto, calo del turismo di quasi 1/3. Gli indicatori sembrano confermare quella che ormai da alcune settimane è la voce che gira tra gli operatori del turismo. Le presenze di turisti in Sicilia sono crollate di quasi 1/3, lo dicono ormai tutte le organizzazioni del settore. Una stagione che faceva prefigurare il pienone per il mese di agosto si è invece sgonfiata. Responsabili forti disagi e le incertezze per 3 settimane all'aeroporto di Catania, gli incendi e non ultimo il caro voli. Quelli che, invece del ponte, nei giorni scorsi a Messina si è tenuto un curioso appuntamento denominato Invece del Ponte, che ha messo insieme un gruppo di personaggi della sinistra che ancora una volta hanno tentato di spiegare i motivi per i quali sono contrari al ponte. Le motivazioni andavano dal romantico "quando torno in Sicilia voglio ritrovare la stessa costa", fino agli argomenti più insopportabili del tipo "ci sono tante altre cose da fare e si rischia di dare spazio alla presenza mafiosa". Nessun pensiero alla necessità di sviluppo della nostra isola. Animatori del convegno, oltre all'ex sindaco a Corinti, l'ex ministro provenzano del PD e la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia. Proposta giornata di ricordo in memoria delle vittime delle marocchinate. Il senatore De Priamo di Fratelli d'Italia ha proposto un disegno di legge per istituire una giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 43-44, meglio ricordati come marocchinate. Con quel termine vengono definiti gli episodi di violenza sessuale di massa ai danni di migliaia di individui, soprattutto donne, effettuate dalle truppe coloniali del corpo di spedizione francese in Italia, composto in prevalenza da marocchini, algerini, tunisini e senegalesi. Va sempre ricordato che quelle violenze cominciarono con lo sbarco in Sicilia. 19 produzioni cinematografiche finanziate dalla Regione. La Regione siciliana cofinanzia la produzione di 19 nuovi progetti cinematografici attraverso l'assessorato allo spettacolo e la Sicilia Film Commission. Ammesse al cofinanziamento 12 produzioni tra film per cinema e per TV e serie televisive, 5 documentari e 2 cortometraggi. Le produzioni sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a reinvestire nell'isola almeno il 150% del contributo ricevuto. 2 cinici e volgari cercatori di pubblicità. Scoppia la polemica tra 2 noti cercatori di pubblicità ad ogni costo, ossia il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il comico palermitano Angelo Duro. Il comico, con una performance ovviamente legata allo spettacolo della stessa sera, traccia un disegno volgare su alcuni suoi manifesti. Il sindaco risponde, oltre che con le giuste multe, con un video volgarissimo, infarcito di parolacce che supera ogni margine di tolleranza, e vince lo scontro del cinismo e della volgarità, ma l'altro è un comico, lui è solo una vergogna. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.